Le piccole imprese sono le più in salute, ma si confermano anche le più penalizzate nella concessione di credito. A denunciarlo è Confartigianato della Marca Trevigiana. In 5 anni i prestiti all'artigianato si sono ridotti di un quarto, oltre 14 miliardi di euro in meno, un calo quasi doppio rispetto a quello del totale delle imprese. E nella Marca nel 2016 il calo è stato di oltre il 6%. Stiamo vedendo un paradosso, cioè coloro che sono stati più virtuosi sono più penalizzati. E questo è il primo dato. Il secondo, che dovrebbe essere invece allineato, invece è il contrario, è che nel credito vengono penalizzate soprattutto le micro e piccole imprese rispetto a quelle più grandi. A livello nazionale, ma nel nostro territorio prende una preoccupazione maggiore perché abbiamo anche la crisi delle due banche popolari che sicuramente non aiutano a risolvere questo problema. Uno scenario per contrastare il quale in queste ore Confartigianato ha sottoscritto una convenzione con le associazioni dei mandamenti e il Consorzio Veneto Garanzie per offrire alle imprese un'adeguata consulenza in materia. Sartor commenta positivamente anche l'offerta di 60 milioni messa sul tavolo dalle due popolari venete come indennizzo per i soci maggiormente penalizzati dal crack bancario. Ci fa piacere anche che ci siano delle risorse messe per i casi difficili, perché è vero che la garanzia che diamo noi aiuta alle imprese, ma non aiuta qualche elemento proprio di criticità dove magari alcune persone, famiglie, imprese hanno investito i loro risparmi completamente in azioni di queste banche e sono rimasti, diciamo così, senza. Per gli artigiani del settore autotrasporto, infine in arrivo una notizia positiva, un documento unico per il mezzo di trasporto al posto dei due attuali, certificato di proprietà e libretto di circolazione. A monte presupponevano e presuppongono due strutture diciamo così, parallele, quindi anche per lo Stato ritengo che quando si parla di risparmio la burocrazia non penalizza solo i cittadini ma penalizza anche la spesa pubblica, quindi credo sia un doppio vantaggio in questa fase, insomma.